E per la prima serie con cui si conclude il turno 200 stile libero ragazze, alla 1 Ilaria Mainardi, 2 Marta Gamberoni, 3 Giorgia Tononi, 4 Matilde Modolo, 5 Angelica Reali, 6 Anna Avogadro, 7 Sara Maria Macazzola, 8 Anna Fornasari. Laura Pitossi, 1:05:18, corsia 2 GAM Team. Quando mancano 50 metri alla conclusione è Noemi Lamberti GAM Team che si porta al comando, 78 centesimi su Laura Pitossi, 1 secondo e 70 su Giorgia Bartolomei. Noemi Lamberti va a completare la sua prova, chiude con il responso ufficioso di 2:12:52 che le vale, quando manca una serie al termine, la miglior prestazione.